Buongiorno ragazzi e benvenuti all'interno di questo primo gameplay di Insane 2, un gioco che mi è stato richiesto da Peppe Ibra 11 in Torino e potete vedere che è un gioco dal carattere di guida, quindi ci sono varie modalità, per esempio il campionato, la gara a tempo, il nostro garage e i nostri trofei. Andiamo subito a analizzare quindi le prime competizioni, quindi il primo campionato che si svolgerà in diverse coppe nelle quali io ho disputato diverse gare. Potete vedere, ecco, ci sono diversi tipi di coppe che porteranno poi a sbloccare diversi risultati. Analizziamo la prima coppa. Che ha al suo interno tre tipi di mappe: il Nord America, Eurasia e Africa. Andiamo per esempio a scegliere la mappa Africa e possiamo notare le macchine che possiamo usare. Sono di solito dei SUV, ma delle macchine da fuoristrada, ci sono anche dei monster truck, anche dei camioncini, eccetera, come potete vedere. Comunque, scegliamo l'unica macchina che per ora abbiamo, eccola qui, la Sprinter. Ok, e diamo il via alla nostra gara. Eccoci qui sul nostro tracciato, ci danno dei consigli per dar vita quindi a un'ottima gara. Eccoci qui, nella parte in alto a destra potete vedere la nostra classifica. Aspettate, vediamo un po'. Aumentiamo l'audio. Ok, perfetto, eccoci qui. Potete vedere che siamo all'interno quindi della nostra mappa. Tutti i fattori influiscono al di sopra della nostra macchina, quindi c'è per esempio del fango e dell'acqua che influiscono sul nostro stile di guida, non permettono quindi all'auto di andare veloce, quindi sono necessariamente da evitare. Per completare il nostro tracciato dobbiamo effettuare due giri come indica l'indicatore nella parte superiore sinistra e attraversare tutti i checkpoint che potrete osservare nella nostra mappa, minimappa, sono le stelline in verde o in arancione. Comunque la barra infuocata rappresenta il nostro turbo che possiamo guadagnarlo facendo delle acrobazie o anche attraversando i checkpoint, e possiamo usarlo tramite shift. Eccoci, e aumentiamo quindi la nostra accelerazione e la nostra velocità massima. Il circuito è pieno quindi di imprevisti ma anche di insidie per la nostra macchina. Come potete vedere c'è l'acqua, ci sono anche, più avanti vedrete, eccoli, ci sono i rinoceronti che ci passano davanti e ci rendono più difficoltosa la nostra gara. Comunque potete vedere che ci sono anche diversi ostacoli, come prima c'era quel camioncino arrugginito nell'acqua. Comunque nella parte superiore dello schermo potrete notare dei numeri che scorrono verso lo zero e ci indica il nostro checkpoint, a che distanza si trova e verso quale direzione dobbiamo andare per praticamente riuscire ad attraversarlo. Passando quindi al di sotto ci assegnerà quindi un punteggio al nostro turbo, e per esempio adesso che siamo all'ultimo giro dobbiamo darci da fare per evitare che gli altri piloti ci superino. Infatti sono nella minimappa, li potrete notare, sono proprio dietro di noi, come anche potete notare nella classifica che è anche molto ben dettagliata. E potete anche inoltre notare il tempo. È un effetto molto bello, è che la macchina pian piano che voi andate a scontrarvi con le rocce ma anche quant'altro, la macchina incomincerà a distruggersi, come per esempio potete vedere. Non ha più la parte superiore del cofano e inizierà anche a sporcarsi, come potete vedere. Infatti si sta già sporcando, è molto non è molto pulita nella parte retrostante del veicolo. Comunque speriamo di vincere, perché così vi faccio vedere altri circuiti. Mannaggia, ecco, perché prendere queste pozzanghere è davvero molto brutto, perché la macchina viene rallentata di molto. Avanti. Yuhu. Ok, vediamo se ci siamo riusciti. Mi sembra che ancora mancano due checkpoint. Ok, attraversiamo il penultimo, mi sembra. Eccolo lì. Ce n'è un altro, anzi no, altri due ce ne sono. Perfetto, no, è un gioco molto carino, una sorta sempre di game della tipologia di guida.
eccoci qua, siamo arrivati quasi all'ultimo checkpoint, eccolo, mi sembra che è questo l'ultimo, siamo partiti di qua, sì, vincitore, perfetto. Sì, un gioco anche molto carino, ecco qua possiamo vedere la nostra classifica, il quarto e il quinto non vengono classificati, ovviamente abbiamo preso la medaglia d'oro. Ok, non so, vediamo, osserviamo un'altra mappa, per esempio Eurasia, selezioniamo sempre il nostro veicolo, è un gioco sempre dal carattere di guida, è anche molto carino per tutti gli appassionati, è anche molto ben dettagliato. Io per ora sto giocando a 1920 ma ha una grafica bassa, però la visuale è discreta, quindi si può giocare normalmente. Ecco, quindi io adesso vi illustrerò diverse mappe e quindi illustrarvi un po' il game, di cosa tratta, anche se già l'avete un po' intuito. Comunque potrete notare le diverse mappe che vi mostrerò all'interno di questo primo gameplay. Quindi vi ho mostrato Africa, adesso vi mostrerò Eurasia e dopo vediamo se riusciamo a vedere Nord America. No, per un pelo. Comunque ce la siamo scampata. Possiamo anche distruggere la macchina completamente. Infatti se riusciamo a assorbire molti colpi all'interno della nostra... Ops, ecco, car broken. Potete vedere che la nostra macchina rimane distrutta se riusciamo a subire molti colpi, e quindi dobbiamo evitare ciò per rimanere indietro. Comunque la macchina verrà riparata immediatamente e rimessa subito in pista a gareggiare. Ok, quindi continuiamo quindi la nostra gara, andiamo a inseguire il primo posto. Questa è una mappa un po' diversa perché non ha diverse pozze d'acqua, quindi è una mappa del tutto diversa ed è ambientata quindi in questa falegnameria, a quanto sembra. Ok, siamo terzi, siamo secondi, vediamo qua, c'è una bella curva, possiamo anche investire gli altri nemici, in questo caso avversari. Ok, vediamo se ci riusciamo a superarli, perché sono molto duri questi due, hanno due macchine completamente diverse dalla nostra. Uno è un SUV, no, un SUV è un camioncino, un pick up, e l'altra è, non so come si chiama questo veicolo, però è davvero molto carino. Io per ora ho sbloccato un solo veicolo perché non sono andato molto avanti nella carriera, ho completato solo il 3%, però pian piano che andrete avanti sbloccherete nuovi veicoli. Quindi ecco, abbiamo riacciuffato la prima posizione e mancano... Oh, sempre qua sbatto. Me lo devo ricordare. Vabbè, anche l'altro ha sbattuto. No! Zica, mi ha distrutto. Va bene, siamo ancora terzi, ce la possiamo fare. Checkpoint, ok. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a prendere la Danna che rompe le scatole. Vediamo se riusciamo a mandarla fuori pista. No, no, è un gioco molto bello anche da vedere perché ci sono molti eventi che accadono durante la gara, come prima c'era lo scavatore che ci tirava i tronchi al di sopra della nostra macchina. Comunque è molto semplice riacciuffare la nostra posizione, anche perché la difficoltà non è delle più elevate, quindi ce la faccio a recuperare il primo posto nonostante abbia investito e quindi si è rimasto molto indietro. Comunque andiamo sempre più avanti, vediamo se riusciamo a concludere questa gara. Speriamo al primo posto. Vediamo se riusciamo anche a illustrare la terza mappa della coppa. Quindi mi sembra che era Nord America. Sì, è una delle mappe più belle Nord America, infatti vincitori. Allora, vediamo un po', primi, perfetto, continuiamo e andiamo nella nostra mappa Nord America, selezioniamo sempre la nostra macchina e intanto voglio farvi vedere che selezionando la macchina che non abbiamo ancora sbloccato ci dice che per sbloccarla dobbiamo completare questo tipo di evento, e c'è l'evento che dobbiamo completare scritto in giallo. Ok, analizziamo anche questa terza e ultima mappa per dare quindi una conclusione quindi a questo game con questa serie di mappe. Ok, questa è una sorta di mappa ambientata nelle road americane, infatti potete vedere che siamo in un ambiente simile al Grand Canyon, e adesso andremo ad attraversare quindi questa sorta di deserto, quindi tutto questo sterrato che influisce sul nostro stile di guida perché non è asfalto, quindi ci dà qualche problema in più. Ecco, vedete, ci sono già i camion. No, ecco, l'ho preso.
Vabbè, continuiamo. Siamo quarti, ancora ce la possiamo fare. Mettiamo il turbo, facciamo fiammeggiare le nostre marmitte. Ehi, sempre questa Anna che rompe le scatole. Ci ha buttato fuori pista. Rimettiamoci in pista, vediamo se ce la facciamo superare. No, il camion! Mamma mia. No, la strada ho perso. Mamma mia, per guardare il camion mi stavo schiantando stavo sbagliando strada. Mamma mia. Il camion. Allora, vediamo se ci riusciamo a prendere la nostra posizione. Siamo sesti, è un'impresa molto difficile, ma noi ce la faremo. Dai. Attiviamo il nostro turbo. Prendiamo il checkpoint e una rampa. Ecco, ci sono anche molte rampe in questo gioco ed è anche molto bello veder saltare la propria macchina a discapito dei nostri ammortizzatori che di solito soffrono molto. No! No, car broken. Questa mappa è un po' più difficile delle altre due, però è sempre giocabile. Dai, guardate che bella rampa che troviamo qui. Sì, siamo anche molto vicini ai nostri avversari, quindi non abbiamo problemi a prenderli. Speriamo che ci riusciamo. Infatti, eccoci sul nostro rettilineo finale. Vediamo se riusciamo a prendere a Mr. Bean. Avanti, via Mr. Bean. C'è Penny. Vediamo, facciamo una bella frenata ed entriamo dentro dentro il nostro checkpoint. Ecco, la nostra barra fiammeggiante è aumentata. Ultimo giro, l'adrenalina si fa sentire. Inseguiamo a Penny con questo suo furgoncino di color verde che attiva il turbo. Mettiamolo anche noi e superando all'esterno ce la facciamo. Ecco, ci prendiamo la rampa, vediamo se riusciamo a superare di sopra Anna. No, 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 non ce la facciamo. Appena lo schermo diventa sempre più grigio vuol dire che abbiamo subito danni sempre più consistenti. Eccoci, ci siamo riusciti a scampare stavolta i camion. Ci troviamo in seconda posizione dietro ad Anna. E qua ci sono sempre questi tir che rompono le scatole perché sono davvero fastidiosi. Comunque, vediamo, ce la facciamo forse. Andiamo, ed eccoci dietro ad Anna. Vediamo se la superiamo all'interno. No, non va. No, dai che ce la facciamo. L'ultimo, se avviciniamo agli ultimi checkpoint. No! Mamma mia. Vabbè, anche se terminiamo la nostra gara secondi non fa niente. Ma sempre aspiriamo al primo posto. C'è Kane qua che ci stava superando, ma l'abbiamo mandato a quel paese. No, la roccia. Sì, Anna si è schiantata. Potete vedere che anche il computer commette degli errori, non è imbattibile. E infatti anche i player commettono degli errori. No, la nostra macchina, eccola, si è distrutta. Eccola qui. Potete vedere. Ecco che a breve ritorneremo sul tracciato. Abbiamo perso la nostra occasione di ritornare in vantaggio perché abbiamo saltato male su quella rampa. E vabbè, concludiamo questa gara. Vediamo qua a che posto, quinto. Anzi no, aspettate, ancora c'è tempo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa per migliorare il nostro posto. Dobbiamo arrivare davanti ad Anna. Dai che ce la facciamo, il rettilineo finale. Dai, 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 no, ce l'ha fatta, no, abbiamo perso. Ecco, vi ho fatto vedere anche il logo del perdente. No, comunque è un gioco anche molto ben dettagliato. Comunque ci sono anche altre modalità, come altre coppe, dove ci sono sempre gli stessi percorsi, però ci sono modalità diverse tipo di gioco. Per esempio, non lo so, vi mostro quest'altra modalità, tipo questa qui, ci sono due giri, eccola qui, una off-road race, una gara ad eliminazione, cioè dobbiamo sempre risultare primi oppure non risultare dietro l'ultimo perché altrimenti verremo eliminati dalla nostra gara. Se è una sorta di gare che appaiono in diversi giochi anche come Test Drive Unlimited 2. Queste gare ad eliminazione che a chi piacciono sono davvero carine da giocare. Sì, ecco, le ore infatti ve le mostrerò. Questa che mappa era? Eurasia. Sì, ci sono anche diverse ambientazioni delle nostre mappe, non è che rimangono solo sempre quelle tre, hanno sempre diverse ambientazioni, quindi possiamo ritrovare la mappa Eurasia con diverse caratteristiche ambientali, tipo in questa mappa non siamo più all'interno della nostra segheria, ma ci sono parti fangose, eccetera. Quindi vediamo se riusciamo ad arrivare primi davanti a Frank. Vediamo se ce la facciamo. Mamma mia, stavo perdendo il controllo. Qua dobbiamo girare a sinistra. Ce l'abbiamo fatta, sì. Meno male che questi freni funzionano immediatamente. Nemmeno tocco la freccetta in giù
Ah, che ce la facciamo, ci stanno proprio distruggendo. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo ultimi. Speriamo di riuscire ad arrivare almeno davanti a Mr. Bean, altrimenti concluderemo la nostra partita qui. No, dai, forse ce la facciamo. Avanti. Forza, sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato a Kane. Andiamo avanti, buttiamo via a Mr. Bean. Andiamo ancora avanti a Penny. L'ultimo giro. Ok. Ah no, ma questa qua non era una gara in modalità eliminazione. Ah sì, perché c'erano delle gare in modalità eliminazione. Scusate, questa è una gara normale, una seconda ambientazione di Eurasia. E invece ci sono delle modalità ad eliminazione. Che credevo che fosse questa, ma invece no. Ci sono comunque delle modalità ad eliminazione, come vi ho detto, dove dovrete eliminare i vostri avversari arrivando prima di loro al checkpoint successivo. Vediamo se riusciamo a concludere questo ultimo giro, magari rimpiazzando la nostra brutta figura che abbiamo fatto nella partita precedente. Sempre c'è questo Frank che rompe le scatole con questo furgoncino. Mettiamo il nostro turbo, accendiamo le marmitte, mandiamolo via. Ok, guardate questo berrettino finale. Siamo a 50 secondi dall'inizio della nostra gara. Il nostro checkpoint è a circa 100 metri. Eccolo. Ora dobbiamo girare a sinistra. Sì. Vediamo se riusciamo a farla bene questa curva. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Andiamo avanti. Eccola qui. Qua dobbiamo ancora girare a sinistra. Asfalto se non sbaglio. Anzi no, è acqua. Sembrava asfalto perché era nera. Che abbiamo fatto? L'acqua rallenta davvero molto. Infatti eravamo quasi fermi. Allora, vediamo se questo è il penultimo checkpoint o il terzultimo, vediamo. Eccolo, era il penultimo, vediamo se ce la facciamo. Ormai ce l'abbiamo fatta, un winner. Perfetto, abbiamo vinto anche questa gara e comunque in fin dei conti abbiamo sbloccato qualcosa. È un gioco davvero molto bello e quindi spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.